uomini di un commissariato di una grande città sono sempre impegnati in mille incombenze. Queste li assorbono in tutti i momenti del giorno e della notte in cui svolgono il turno di lavoro, tra denunce di vario tipo, chiamate per interventi urgenti, delinquenti grandi e piccoli, da assicurare alla giustizia, sempre che non ci sia pace, che non ci sia un momento in cui possa scriversi la parola fine. Dalle prime ore del mattino fino alla stessa ora del giorno successivo ci saranno sempre denunce da accogliere, delinquenti da arrestare, indagini da svolgere. È la storia dell'uomo. Finché questi esiste, esisterà sempre un delinquente, e fin quando esisterà un delinquente, esisterà sempre un poliziotto. Finché ci saranno un delinquente e un poliziotto, ci sarà la storia dell'uomo. È la storia dell'imperfezione dell'uomo, dei suoi vizi e dei suoi difetti, legati inevitabilmente alla sua natura. Se un giorno non ci saranno più delinquenti da catturare, vuol dire che non ci sarà più bisogno di poliziotti. Ma questo non vorrà dire che l'uomo sia diventato virtuoso oppure perfetto. Vorrà solo dire che la sua storia è finita. Grazie Valentino. Valentino Cucciarelli, che è un attore teatrale, ci ha appena illustrato la premessa del libro che andiamo a presentare oggi, che è Il delitto di Via Cesare Rosarol di Giancarlo Tarantino. Due parole su Giancarlo, poi ci racconterai anche tu di te. Lui è un dirigente del Ministero dell'Interno, nato a Taranto e poi ti sei trasferito a Napoli. Lì hai preso la tua prima laurea in economia e commercio, dopodiché hai iniziato vari lavori fino a che ti sei stabilizzato al Ministero dell'Interno. Sì. Nel frattempo hai preso anche la seconda laurea in giurisprudenza, tanto perché per non farci mancare nulla, no? Diciamo, per approfondire, assolutamente complementare. Nel tempo libero Giancarlo scrive romanzi polizieschi, questo è il primo che ha pubblicato, appunto Il delitto di Via Cesare Rosarol per Aletti Editore, poi ne ha pubblicati altri due che sono Il pantografo e Le croci incinate. E nel romanzo che presentiamo oggi Giancarlo è stato aiutato superiore, vicequestore Romastro, quindi non sarà mai in sintonia, c'è un continuo contrasto, perché c'è un modo di vedere le indagini in maniera molto diversa, non saranno mai in sintonia. Però lui nasce sempre vincente perché poi alla fine ha ragione lui a seguire il suo istinto. Diventerà vincente, più che nascere vincente diventerà poi vincente, lo scopriremo perché vincente. è un tipo molto diverso, il suo superiore è un tipo sbrigativo. Di fronte alla vicenda delittuosa a lui basta appunto verificare la sequenza dei fatti per arrivare all'assassino. Infatti nel caso specifico qual è la scena del delitto? C'è una giovane donna a terra con una profonda ferita sulla testa, questa dottoressa Martina, dottoressa in veterinaria, vicino c'è il fidanzato che piange e appunto entra nell'appartamento alle ore 7:40 del mattino quella portiera che è la sua abitudine pulire i pavimenti laddove i vari condomini chiedessero questo servizio. E quindi chiama il 113, quindi la scena del delitto si presenta in questo modo. E in effetti Lomastro fa 2+2. Fa 2+2 perché i due ragazzi si erano conosciuti un anno prima, si erano frequentati, 20 giorni prima del delitto si erano lasciati, perché lei voleva sposarsi subito, mentre lui voleva rimandare il matrimonio in quanto aspettava una risposta in ambito lavorativo. Allora lei aveva litigato, non ti voglio più, lasciamo e non si vedevano da 20 giorni. La sera prima del delitto lui la raggiunge nel cortile del palazzo, ma lei gli grida vattene via, non ti voglio più, quelle grida l'avevano sentite in tanti. Il giorno dopo la scena del delitto. Certo. Quindi c'è tutta una sequenza di fatti che conduce inevitabilmente, conduce frettolosamente a far dichiarare al vicequestore aggiunto Lomastro è un caso di femminicidio. Per di più l'analisi del DNA sul materiale organico rinvenuto sotto le unghie di Martina appartengono al fidanzato. Quindi tutto torna.